per quanto concerne il rinnovo completo. L'evento, attraverso una tavola rotonda a più voci, vuole continuare a rappresentare un'occasione di confronto e approfondimento tra il mondo delle imprese, soprattutto quelle artigiane, e le pubbliche amministrazioni, gli esperti del settore energetico, gli ambientalisti, gli accademici e i ricercatori, con l'obiettivo di proporre un presente e un futuro creando nuove opportunità di sviluppo e crescita per le attività produttive. Consapevolezza, competenza e coraggio sono le 3C del futuro sostenibile indicato dagli imprenditori sardi. Un percorso virtuoso che è emerso dall'appuntamento con la Settimana dell'Energia Sostenibile, annualmente promossa da Confartigianato. Indubbiamente è una necessità, un bisogno, non solo per l'ambiente ma anche in termini di abbattimento dei consumi energetici e del costo dell'energia in relazione a una direzione che le città possono incentivare non solo con progetti relativi alla mobilità sostenibile, agli investimenti per quanto concernono gli aspetti delle comunità energetiche, ma anche come sostegno e aiuto al tessuto economico produttivo. Oggi viviamo un'epoca dove purtroppo vediamo che i cambiamenti climatici stanno avendo importanti ripercussioni sull'ambiente, sulla vita di tutti i cittadini. È un momento in cui siamo costretti, forse prima eravamo più liberi di scegliere, oggi siamo meno liberi di scegliere, ma è anche stimolante perché stiamo parlando di un settore in forte evoluzione con contributi tecnologici che arrivano da molti settori e quindi dobbiamo sfruttare queste leve per andare verso un utilizzo più razionale dell'energia. Il nostro operato è volto proprio in questa direzione. Tutti i nostri contratti sono caratterizzati da una significativa riduzione dell'impronta carbonica. Facciamo efficienza energetica a 360 gradi, principalmente orientata alle pubbliche amministrazioni. Abbiamo contratti importanti con alcune delle città più grandi in Sardegna, dove riusciamo a ottimizzare i consumi per gli edifici pubblici, trasporti. Un convegno importante per la Confartigianato ma per tutte le imprese, perché oggi dobbiamo cercare di capire qual è la strada da percorrere. Oggi le imprese chiedono sostenibilità per quello che è l'energia a basso costo, naturalmente per essere competitivi sul territorio sardo. Un incontro che prevede anche il confronto con altre parti, quindi con esperti del settore, quello è fondamentale per l'indotto. Assolutamente, il confronto deve essere sempre aperto per capire quale strada percorrere. Oggi ci sono tante alternative, tante tecnologie che dobbiamo capire qual è la strada maestra.